Olimpiadi invernali 2026, il governatore Zaia ha deciso a presentare al CONI la candidatura delle Dolomiti entro il 31 marzo, a breve incontro con Trento e Bolzano, ma il Veneto dice non si farà sfuggire questa occasione. Tragedia a Padova, bimba di 1 mese muore in culla, il papà si era accorto che non respirava più, poi la corsa disperata ma vana all'ospedale. Perde l'equilibrio, cade da 2 metri e batte la testa a terra, un'altra croce sul lavoro in Veneto, a perdere la vita nel Veronese un uomo di 73 anni, collaboratore di una ditta di Casalleone. Un riconteggio dei voti in Calabria si ripercuote sul Veneto, il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, deputato virtuale di Fratelli d'Italia, per 12 giorni escluso dal Parlamento. Hanno utilizzato la forma commerciale del paghi 2 prendi 3 trasferendola alla droga con tanto di cartelli e offerte, 3 pusher marocchini arrestati dai carabinieri. Prima la beffa di essere finito sotto procedimento disciplinare da parte della scuola, ora per il professore trevigiano picchiato dal padre di un alunno arriva la denuncia da parte della famiglia del ragazzo. È riuscito a superare un tumore al pancreas e a poco più di un anno dall'operazione che gli ha salvato la vita. Correrà la prossima Venice Marathon, la storia di Fabrizio Stevanato e della sua corsa per ridare speranza a tutti i malati. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano, Olimpiadi invernali del 2026, il governatore Zaia deciso a presentare la candidatura delle Dolomiti entro il 31 marzo, con o senza Trento e Bolzano. Sentiamo. 2026 Olimpiadi delle Dolomiti o dell'UNESCO, come le ha ribattezzate il governatore. Zaia preme sull'acceleratore anche perché il tempo stringe, termine ultimo è il 31 marzo ed il Veneto è deciso a presentare la propria candidatura, preferibilmente, anzi auspicabilmente con Trento e Bolzano, ma nell'impossibilità l'idea è di non lasciarsi sfuggire l'occasione. Io presenterò comunque entro il 31 una proposta di candidatura, spero di chiudere, voglio incontrare i colleghi Rossi e con Pacer, condivido le loro perplessità rispetto all'impatto dell'Olimpiadi e quant'altro, per vedere di capire rispetto alle strutture, rispetto a questo comprensorio che è fantastico, se si possa andare assieme. L'incontro tra il governatore del Veneto e i presidenti delle 2 province autonome di Trento e Bolzano, Rossi e Compacer, potrebbe essere già la prossima settimana, comunque prima del 31 marzo. Certo, ci sono da parte di trentini ed altoatesini perplessità di tipo ambientale. I paletti posti sono no a progetti faraonici, colate di cemento e massimo rispetto per l'ambiente, a tutela appunto di quell'inestimabile patrimonio dell'umanità che sono le Dolomiti. Zaia cerca di tranquillizzare i colleghi confinanti, ma è comunque deciso a non lasciarsi sfuggire l'occasione che sarebbe manna dal cielo per il territorio bellunese dal punto di vista turistico ed infrastrutturale. Il Veneto però non passa il limite del 31 senza aver presentato la candidatura. La vorrei presentare in maniera corposa con le altre 2 realtà. Se così in questa fase non è possibile, comunque noi un piede ce lo mettiamo dentro al CONI e chiediamo che sia valutata la nostra candidatura, che poi andremo a istruire, ad argomentare. Una bambina di appena 35 giorni è stata ritrovata senza vita nella sua culla dai genitori. Sentiamo. La Procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause che hanno portato al decesso di una bambina di appena 35 giorni. La piccola è stata trovata senza vita nella sua culla dai genitori di prima mattina. L'ultimo allattamento risaliva poche ore prima. L'ipotesi più accreditata è la sindrome della morte improvvisa del lattante, fenomeno di difficile spiegazione anche presso la comunità scientifica, che in Italia ha un'incidenza dello 0,5 per 1000. Ed ancora cronaca, perché un uomo è morto sul lavoro, un uomo di 73 anni residente a Pressana nel Veronese ha perso la vita oggi in un incidente sul lavoro avvenuto a Casalleone nella Bassa Veronese. La vittima, collaboratore dell'azienda, per cause in corso di accertamento è caduto da un'altezza di circa 2 metri, l'uomo ha battuto la testa al suolo ed è morto sul colpo. Il personale del SUEM 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stata messa a disposizione dei familiari. Sull'episodio indagano lo Spisal di Bovolone dell'ULS 9 Scaligera e i carabinieri di Sanguinetto.
Andiamo ora nel Trevigiano, perché questa mattina nella chiesa parrocchiale di Quinto di Treviso i funerali di Andrea Vanin, il 23enne morto in un incidente stradale lunedì notte. Sentiamo. Hanno affollato la chiesa di San Giorgio a Quinto per l'ultimo saluto ad Andrea Vanin, morto lunedì notte nel terribile schianto in via Monsignor Tognana a Santa Cristina. L'intera comunità, famiglie, adulti, ma soprattutto tantissimi ragazzi si sono stretti a mamma Paola e papà Stefano nel momento del dolore più grande. Andrea aveva solo 23 anni, un carattere allegro e solare e moltissimi amici che oggi in chiesa hanno ripercorso i momenti di questa giovane vita spezzata all'improvviso. L'esuberanza da bambino, la voglia poi di stare sempre in compagnia quando è cresciuto. Anche quella maledetta sera Andrea l'aveva trascorsa con gli amici di sempre al bar dove la compagnia amava ritrovarsi dopo il lavoro. Aveva appena trovato un posto sicuro Andrea che tutti apprezzavano per la grande generosità. E così sono stati ricordati momenti allegri vissuti con gli amici. Il lavoro poi non ti ha cambiato per niente. Non dimenticare il tuo primo stipendio, bruciato in mezz'ora perché offrivi da bere a chiunque. I genitori non riescono a darsi pace, gli amici cercano di farsi coraggio ripercorrendo tutti i bei momenti vissuti insieme, raccolti in un grande collage di foto, le gite al mare, le feste, le cene, lo sport, momenti di felicità destinati a rivivere solo nel cuore delle persone che gli hanno voluto bene. Purtroppo non potremo mai cancellare quella maledetta notte che ti ha portato via, ma continuerai a vivere nei nostri ricordi. Grazie per tutti i momenti passati insieme, non li dimenticheremo mai. Ciao Andrea. Ed ora la pagina politica, è nostro compito comprendere fino in fondo i motivi che ci hanno portato a questa sconfitta ed è un lavoro che abbiamo cominciato a fare, che svolgeremo nei prossimi mesi, ma è nostra responsabilità trovare i modi di mantenere unita la nostra comunità, individuare le azioni che permettano di aprirci e promuovere una strategia di rilancio del partito e soprattutto delle idee progressiste. Lo ha detto il segretario veneto del Partito Democratico Alessandro Bisato nel corso della direzione regionale convocata per una prima analisi del risultato elettorale del 4 marzo. Il responsabile dei Dem veneti ha osservato che ci sono molti fattori che hanno influito su questa sconfitta. Apriamo un confronto a tutto campo nel Veneto, ha aggiunto, siamo tutti chiamati a fare uno sforzo straordinario per aprire una fase completamente nuova di condivisione, di discussione e mi auguro, ha concluso, di sintesi e di crescita politica. E continuiamo con la politica perché un clamoroso riconteggio dei voti in Calabria ha ripercussioni in Veneto e così il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, eletto deputato con Fratelli d'Italia, si trova ora escluso dal Parlamento. Sentiamo. Fredato con un colpo alla nuca quando pensavo ormai di avercela quasi fatta. La metafora di Luca De Carlo rende con precisione lo sconforto del sindaco di Calalzo. Succede quando per quasi 2 settimane si è stati virtualmente deputato di Fratelli d'Italia alla Camera, salvo poi risvegliarsi dal sogno di portare un bellunese cadorino a Roma. Questione di spostamenti, già spostamenti e non qui ma in Calabria, dove un riconteggio a ben 12 giorni dal voto ha visto spostare 4.000 voti da Forza Italia al partito di Giorgia Meloni, consentendo di acquisire un seggio. Bene per il partito, decisamente meno bene per De Carlo, visto che quel seggio calabrese di Fratelli d'Italia è andato a discapito del Veneto, togliendo il posto al sindaco. Qui intanto, per il complesso meccanismo della legge elettorale, a prendere il posto di De Carlo è il trevigiano Giuseppe Paolin, 51enne di Possagno, candidato con la Lega, che così fa l'amplen, portando a Roma 33 parlamentari veneti. Il sindaco di Calalzo non l'ha presa proprio bene nelle prime ore. Il suo annuncio su Facebook ha scatenato una catena solidale di tutti coloro che l'avevano sostenuto e anche le parole toccanti del figlio, commosso e arrabbiato. Lo stesso De Carlo oggi ammette di essere stato molto male. La parte umana è devastante, bisognerà metabolizzare, io dovrò metabolizzare per primo perché è una cosa intima, le cose umane sono cose che uno metabolizza da solo. Capisco che non è un dramma, perché i drammi sono altri. Ma c'è anche la ragione di partito da sostenere. La questione politica è che noi oggi passiamo da 0 deputati a 4, sarebbe stato bello averne 5, a me lo dite, ma passiamo a 4 deputati. Se dovessi rifare tutto, lo rifarei. C'è una sottile speranza per De Carlo legata al ricorso che in Calabria Forza Italia vuole presentare perché non convinta del riconteggio che ha portato 4.000 voti a Fratelli d'Italia.
Ma lo stesso De Carlo si trova in una posizione delicata, quella di non poter certo tifare per il ricorso di un altro partito, anche se i dubbi su quanto accaduto gli restano in testa come macigni. Perché anche a me pare stranissimo che in Calabria, in un posto in Italia, per quanto lontana da qua, 4.000 voti o 3.500 voti possono spostarsi dal candidato di Forza Italia al candidato di Fratelli d'Italia. Però io sono felice che 3.500 voti in più siano stati presi da un membro del mio partito. La cronaca ora da Padova, sconti, quantità e promozioni. Il mercato della droga nella Bassa Padovana, nel Conselvano e nel Piovese era in mano a 3 parenti marocchini che usavano tecniche di vendita spregiudicate finché non sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri. Sentiamo. Prezzi promozionali, sconti quantità, un omaggio se presenti un amico, non siamo in profumeria ma al mercato ambulante della cocaina e del fumo. Un delirio del marketing pur di fidelizzare i clienti, in questo caso tossicodipendenti, pur di mantenere alte le vendite, neanche stessimo parlando di un'azienda con degli obiettivi commerciali. Un volantino o flyer, come si dice oggi, spiegava le promozioni per la bianca o per il fumo, distribuito per non parlare troppo a voce ai clienti. 3 elementi e le braccia di questo marketing senza vergogna arrestati dai carabinieri di Agna, 2 fratelli marocchini di 30 e 22 anni e la moglie 22enne del più giovane. Quindi è un'attività commerciale a tutti gli effetti, dove se si acquistavano quantitativi superiori di sostanze stupefacenti venivano date dosi in regalo o comunque se si portavano ulteriori acquirenti c'era la possibilità di avere prezzi assolutamente di favore. Tra le vittime dell'azienda a conduzione familiare anche molti tossicodipendenti in cura ai SERT di Piove di Sacco, Monselice e Rovigo. Questi venivano letteralmente perseguitati al telefono da messaggi e telefonate, che faceva soprattutto la donna, per proporgli droga con lo sconto. In quel momento, in una fase così delicata del percorso di disassuefazione, venivano contattati dai soggetti e pertanto era facile per loro ricadere nel tunnel della droga. Voglio smettere ma mi tormentano in continuazione, questo avrebbe detto sfinito dalla persecuzione telefonica ai carabinieri di Agna un padre di famiglia in cura al SERT. Almeno una trentina tra tossicodipendenti ed ex della Bassa Padovana, del Conselvano e della Saccisica erano clienti dei 3 spacciatori che ora sono finiti in carcere. A Padova e Rovigo gli uomini, ai domiciliari la donna per il reato di vendita di stupefacenti in concorso aggravato e continuato. La promozione è scaduta. Sgomberato a poche ore dall'arrivo un campo nomadi a Cittadella, il comandante della polizia locale annuncia la tolleranza zero. È durata poco la permanenza di una comitiva di nomadi nella zona industriale di Cittadella. Saputo del loro arrivo, il sindaco Luca Pirobona ha avvisato il comandante del distretto di polizia locale dell'Alta Padovana, Samuele Grandin, che era pronto a partire per un controllo antidroga congiunto tra Cittadella e Tombolo. Polizia locale, Guardia di Finanza di Cittadella con l'unità cinofila di Padova e Baschi Verdi di Mestre, una decina di macchine con una ventina di agenti, hanno quindi cambiato itinerario, circondando una dozzina di camper con 3-4 persone l'uno. Dagli accertamenti nomadi siciliani, la maggior parte pluripregiudicati, dediti alla truffa dello specchietto. L'accampamento è durato poche ore. Nel Trevigiano ora, prima la beffa di essere finito sotto procedimento disciplinare da parte della scuola, ora per il professore delle scuole di paese che era stato picchiato dal papà di un alunno, è arrivata anche la denuncia della famiglia del ragazzo. Sentiamo. Mio figlio da quel giorno non dorme più, è in preda agli incubi. Con questa motivazione il genitore che a dicembre ha schiaffeggiato un professore delle scuole medie Casteller di Paese è partito al contrattacco facendo presentare dal suo avvocato un esposto in procura contro l'insegnante. Il caso aveva indignato l'opinione pubblica trevigiana e nazionale. Per un rimprovero il professore di matematica Giuseppe Falsone, da 8 anni in servizio a Paese, si ritrovò di fronte padre e fratello maggiore dell'alunno che lo malmenarono, finendo lui stesso sotto procedimento disciplinare da parte della scuola, poi ritirato in seguito alla lettera che Falsone inviò al ministro Fedeli per denunciare il paradosso. Ora la famiglia del ragazzo, di origini rom, accusa Falsone di non essersi limitato ad accompagnare l'allievo fuori dalla classe, ma di avergli dato 4 o 5 spinte approfittando del fatto che nessuno poteva vederlo, visto che tutti erano giù per la ricreazione, e ha fatto depositare una querela in cui si chiede alla magistratura di verificare eventuali responsabilità del professore. Nel Padovano ora, perché mentre proseguono le indagini per concussione per l'ex assessore al commercio di Cittadella non mancano le manifestazioni di solidarietà.
Alcuni commercianti di Cittadella hanno promosso una petizione per esprimere stima e solidarietà nei confronti dell'ex assessore al commercio Filippo De Rossi, indagato per concussione. In municipio il sindaco ha fatto togliere la porta d'ingresso del suo ufficio all'insegna della trasparenza amministrativa, ma l'indagine delle Fiamme Gialle prosegue. Secondo indiscrezioni, gli inquirenti avrebbero raccolto foto esplicite inviate dall'indagato a sostegno delle avance alle commercianti. Obbligo di dimora per un artigiano infedele, l'uomo chiamato a ristrutturare le abitazioni in realtà le depredava. Un artigiano che sfruttava la commissione di lavori di ristrutturazione in diverse abitazioni nella provincia di Vicenza per consumare dei furti di materiale di vario genere. 7 i colpi messi a segno da Stefano Girolimetto, artigiano 41enne domiciliato a Passo di Rive in comune di Due Ville. Il primo a Rosà nel 2014, poi a Vicenza, Bibione, Due Ville, dove veniva chiamato a ristrutturare. Lui ne approfittava per trafugare qualsiasi tipo di bene, da materiale edile, sanitari, motosega ad orologi, monili e borse, furti che avvenivano approfittando del fatto che i proprietari gli lasciavano le chiavi e solo in seguito si accorgevano di quanto era accaduto. In taluni casi lui stesso provvedeva a denunciare il furto di oggetti che lui aveva trafugato, pensando così di non venir scoperto, materiali che poi magari in parte rivendeva ad ignari proprietari di case in cui veniva chiamato a ristrutturare o che addirittura ha utilizzato per arredare o sistemare casa propria. Accumulatore compulsivo, al momento della perquisizione gli agenti della Mobile hanno rinvenuto talmente tanto materiale per un valore che va ben oltre i 10.000 euro. Nel corso di una perquisizione siamo riusciti a recuperare orologi, monili in oro d'argento, attrezzi da lavoro, borse di marca e altro materiale che adesso con calma e pazienza stiamo restituendo ai legittimi proprietari. Per l'artigiano invece è scattata la misura cautelare dell'obbligo di dimora, impedendogli così di girare col suo furgone a caccia di nuove ristrutturazioni. Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Si chiama Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. È stata istituita per legge nel 2012 a seguito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Si festeggia proprio oggi, 17 marzo, nello stesso giorno in cui 157 anni fa Vittorio Emanuele II proclamava il Regno d'Italia. Ma quanti sono effettivamente a conoscenza di questa festività? Sentite cosa è emerso. 17 marzo? No, niente, non ho assolutamente... Sinceramente no, il 19 sì, oggi 17 marzo no, no, non mi ricordo. Lo sapevo fino a ieri sera. Hai 5 secondi, 1, 2, cosa si festeggia? 4, 5, via. No, perché se è una festa no. No, ti prego, sono impossibilitata. Mi metti in imbarazzo, non lo so. Ma non sa quasi nessuno, direi. Infatti non lo so nemmeno io. Ma non lo so proprio, mi dispiace. Ma il 17 marzo solo il compleanno di mio cugino. Non ho la minima idea, proprio zero. Me lo dice lei, gentilmente? Oggi è la festa nazionale dell'Unità d'Italia del tricolore. Ah, caspita, allora è importantissimo. Abbiamo fatto una bella figuraccia insieme. Vabbè. Ah, quella che è partito da Reggio Emilia nel 1800 e qualcosa. Il 17 marzo. Unità d'Italia? Vedete? Qualcosa che poi non si è mai realizzato. Non sa nessuno. Mi dispiace, ma... Spero di non essere l'unico ignorante di Treviso, insomma. Ecco. Bene, non lo sapevo. Siamo stranieri noi. Sì. È riuscito a superare un tumore al pancreas e a poco più di un anno dall'operazione che gli ha salvato la vita correrà la prossima Venice Marathon. È la storia di Fabrizio Stevanato e della sua corsa per ridare speranza a tutti i malati. Vediamo. La mia storia comincia il 27 aprile del 2017 e quando mi è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Da lì è cominciato un percorso chirurgico, prima di tutto a Verona, all'Istituto della Chirurgia del Pancreas,
Fortunatamente è andata bene e sono riusciti a trattare la cosa e a risolvere il problema. Un intervento lungo 8 ore che ha lasciato il 43enne Fabrizio Stevanato guarito ma debilitato al principio di una lunga convalescenza. Ci sono voluti oltre 2 mesi perché potesse uscire di casa per la prima volta per un giro in piazza nella sua annuale, 250 metri di passeggiata che hanno richiesto quasi un'ora di tempo. Mi è stato detto che dovevo fare un po' di attività sportiva, diciamo attività fisica moderata. Moderato non mi piace come termine e da lì con il mio chirurgo abbiamo deciso che la sfida sarà quella di fare la maratona di Venezia 2018. Così Fabrizio ha cominciato a correre e da allora non si è più fermato. Oggi si allena per 2 ore ogni giorno della settimana, ritmi da professionista con l'obiettivo di fare un buon tempo alla Venice Marathon del prossimo ottobre al grido di corri muso al cancro. Ho capito che la mia esperienza poteva essere di aiuto per gli altri durante una conversazione col mio chirurgo, racconta. Eravamo alle macchinette del caffè pochi giorni dopo l'intervento e lui è stato preso d'assalto dai familiari preoccupati degli altri pazienti. E mi ha indicato come esempio, guardate questo qui è appena stato, ne è appena uscito. Questi mi hanno guardato con 2 occhi come dire ma noi ci hanno sempre detto che il tumore al pancreas non dà molte speranze e quella per me è stata una molla incredibile per darmi da fare per veicolare questo messaggio. Grazie alla collaborazione di alcuni sponsor, Fabrizio sta inoltre raccogliendo fondi per comprare nuovi PC al reparto che gli ha salvato la vita. Ma la cosa più importante, spiega il messaggio a chi è stato nella mia situazione e prova la tentazione di arrendersi. Il tumore al pancreas purtroppo è uno dei più difficili da trattare ed è quello che oggi forse dà meno speranza di guarigione. Però i numeri ci sono, seppur bassi, ma ci sono e quindi bisogna cercare che questi siano dalla tua parte. La rabbia e la speranza di una generazione, poesia e musica insieme per raccontare la periferia del cuore nel CD book Santa Bronx, presentato ieri sera. Vediamo. Poesia e musica per raccontare la periferia, quella fisica e quella del cuore. Si intitola Santa Bronx, richiamando il nome del quartiere trevigiano di Santa Bona, il CD book di Alberto Dubito, pseudonimo di Alberto Feltrin, giovane poeta morto da appena 20 anni, e dei Disturbati dalla Quiete, duo che appena 16enne aveva messo in piede con Davide Tantulli. Accade ai Ricchi la presentazione del lavoro, curato da Tantulli e da Lello Voce, con illustrazioni di Claudio Calia, prima uscita della nuova collana di Squilibri, il canzoniere. Ascoltare questo disco significa ascoltare qualcosa di molto diverso dai normali dischi di rap, come si dice in 16 barre, tutto molto più profondo, molto più raffinato, la musica, le parole, e c'è il tentativo di questo ragazzo così giovane di scalare tanto nella sua realtà trevigiana quanto nelle grandi metropoli in cui si era recato, Roma, Milano, le condizioni, le situazioni, i sentimenti di vita di quella che lui chiamava una generazione di pentole a pressione. La generazione dei 25 anni di oggi, diventati uomini e donne in piena crisi economica. Periferia che hai dentro, che hanno dentro spesso tanti nostri giovani, la periferia che ci impedisce di avere una direzione, di orientarci. Questa periferia esistenziale è la condizione, la cifra del lavoro e dell'arte di Alberto, e in cui il compito di questo giovane poeta era quello un po' di fare l'esploratore per i suoi coetanei, immaginare con le sue parole una via di fuga che permettesse di ritrovare un senso a una vita che spesso in queste periferie che disorientano, che non hanno più neanche le indicazioni per poter raggiungere il centro, è difficile trovare. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Sarà
Sarà una domenica caratterizzata dalla pioggia sulle nostre regioni. Vediamo nel dettaglio la situazione del 18 marzo. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, molte nubi e deboli fenomeni a carattere sparso, possibili un po' ovunque, generalmente comunque deboli. Lieve miglioramento entro la nottata. Le temperature risulteranno essere in aumento, le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, massime invece oscillanti tra 7 e 9 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Cielo molto nuvoloso con qualche debole piovasco sparso, specie al mattino, ma in cessazione col passare delle ore. Sole sul Triestino. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime tra 7 e 11 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere nevoso, ma migliorerà comunque entro la nottata. Temperature minime intorno ai 5 gradi, valori massimi sui 9 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.